Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Rieccoci insieme per l'ultima puntata della stagione di Penalty, la trasmissione che parla solo di calcio dilettantistico siciliano. Siamo pronti anche per l'evento di giorno 20 giugno al Teatro Garibaldi di Enna con i Penalty Awards, la vera e propria passerella proprio del calcio dilettantistico siciliano. Ospite di questa ultima puntata è il direttore sportivo dell'Atletico 94, Damiano Proto. Ciao Damiano, ben trovato. Ciao, buonasera a tutti. È un piacere averti qui perché insomma avete raggiunto un obiettivo importantissimo, la vittoria anche attraverso i playoff del campionato che vi dà la possibilità la prossima stagione di partecipare al campionato di eccellenza. Credo che sia una bellissima soddisfazione. Oltremodo, visto che qualcuno ci dava per spacciato dopo che non siamo riusciti ad agguantare il primo posto, quindi arrivare con i playoff e battere una compagine non indifferente come il Gela e poi una squadra molto giovane, grintosa e che ci ha fatto comunque, è stata una bella gatta da pelare, la Sampiodecimo. Quindi a maggior ragione abbiamo fatto un percorso dove nelle ultime 11 giornate abbiamo fatto 10 vittorie e un pareggio. Tra l'altro un girone D certamente molto impegnativo con la vittoria importante dell'FCM 2011 Mister Bianco. Era un girone molto tecnico, veramente difficoltoso. Sì, molto difficile, soprattutto fatto di squadre blasonate, quale il Vittoria, come ricordo il Gela, noi, e poi c'è stata il Motta, che è una squadra che gioca con i ragazzi che giocano assieme da tanto tempo, un mister molto preparato che ho avuto il piacere di conoscere, una società che è stata sempre presente, quindi io devo fare i miei complimenti al Motta per quanto è che ha fatto fino all'ultima giornata. E adesso vi state preparando per questa nuova stagione. Che percorso deve fare l'Atletico 94 a partire dalla prossima stagione? Innanzitutto si deve puntare al mantenimento della categoria. Una volta raggiunto, quindi stiamo parlando di gennaio, febbraio, marzo, Sono quelli i mesi. Sono quelli i mesi. La sperata salvezza, magari si dà un occhio a qualcos'altro, vediamo quello che sarà il percorso che faremo. Che tipologia di campagna acquisti state preparando? Perché probabilmente buona parte della rosa forse non sarà confermata, anche per una volontà da parte di alcuni giocatori, credo. Sì, molte volte succede una questione lavorativa, molti giocatori che hanno fatto la promozione con noi l'anno scorso, che comunque fanno la promozione in generale, hanno dei problemi ad allenarsi alle 3, quindi molti di loro naturalmente andranno in altri club e noi di conseguenza dobbiamo essere bravi a rimpiazzarli nel migliore dei modi. State preparando un'ossatura forte per l'eccellenza? Abbiamo già iniziato, sì. Possiamo fare qualche nome? Quello che è uscito è Orazio Urso, un giocatore di grande esperienza che da una decina di anni fa sempre l'eccellenza, quindi è stato questo il primo colpo, anche se ancora non si può firmare, ma per me la mano vale, c'è già l'accordo. Per me la mano vale più di Condivido. Beh, poi c'è anche l'accordo comunque anche con Vittorio Iemma, ex Real Siracusa, che credo possa essere l'elemento giusto in un contesto con grandi prospettive. Esatto, perché è un ragazzo che è un lavoratore inesauribile, un conoscitore di calcio, un passionale un anche. Passionale. Conosce il calcio veramente bene, studia in continuazione, sa ben parlare, a mio avviso è stata la scelta migliore che potessi fare. Quindi partite da Vittorio Iemma con la prospettiva di disputare un campionato stabile per la prossima stagione. L'appetito viene mangiando, come hai ben detto tu, no? Poi vedremo che cosa succederà. Voglio fare un passo indietro e parlare un attimo del campionato di eccellenza che ha visto la vittoria finale dell'Acragas 2018 e della Nuova Igea Virtus. Due squadre, due realtà che si preparano al campionato di Serie D con la prospettiva certamente di stare al top, perché una piazza sia come quella di Agrigento che come quella di Barcellona Pozzo di Gotto è esigente. Come vedi il loro percorso in Serie D?
Ma spero con tutto il cuore alla grande, cioè che spero che sia l'Agragas che l'Igea Virtus possano già dall'inizio iniziare a racimolare quei punti che poi ti servono per raggiungere la salvezza. Il campionato di Serie D è un campionato parecchio difficile, quindi dovranno essere bravi a gestirlo e a programmarlo entrambe le compagini. Ma quanto incide l'apporto economico forte in Serie D in una società, Damiano? Non è indifferente. Diciamo pure che è basilare, È no? basilare, non indifferente, ci vogliono soltanto non per quanto riguarda magari i giocatori, che sì, ci hanno un costo, ma il costo più grande comunque è quello logistico, quindi andare a fare le trasferte. La gestione vera e propria. La gestione vera e propria è pesante. Anche perché voi venite per esempio da un campionato di promozione che è totalmente diverso rispetto a quello che andrete ad affrontare, anche proprio come trasferte e come logistica. E come logistica, assolutamente sì. Ci saranno trasferte più lunghe, si userà sempre il pullman, anche se noi l'anno scorso, devo dire la verità, anche quando ci muovevamo per un'ora e mezza, abbiamo sempre deciso di andare tutti insieme a disputare le partite, quindi evitando, perché la promozione comunque è anche questo, evitando le macchinate. Lì invece ci sarà molto da soffrire, Ecco perché scatta giustamente la logistica pullman, fondamentale, certo. la notte fuori, Chiaro, chiaro. si inizia nel semiprofessionismo. È La vero. C2 non c'è più, c'è la Serie D, quindi Damiano, io ti volevo chiedere però una cosa fondamentale riguardante i settori giovanili. L'Atletico 94 come è organizzato a partire anche dalla prossima stagione? allora, l'Atletico 94 avrà una Juniores, cercherà di farla nel miglior Competitiva. modo possibile, competitiva, avendo uno, schiacciando l'occhio agli allievi, diciamo così. Il problema sono le infrastrutture. Ecco, Quindi, dolente nota direi. dolente nota. Quindi se Dolente noi dipendiamo anche dal comune, quindi non sappiamo che fasce orarie potremmo avere. Molte volte la Juniores può essere che si dovrà accorpare alla prima squadra, come è successo l'anno scorso. Vedremo quello che succederà tra gli impianti che il comune ci metterà a disposizione. Meritiamo un rispetto. Un rispetto, condivido appieno questa tua giusta sottolineatura. E tra l'altro anche la prima squadra rischia di dover giocare anche in una struttura fatiscente come quella di Zia Lisa e sappiamo benissimo che in eccellenza, soprattutto quando fai un campionato anche importante da vertice, il pubblico arriva. In questo caso come vi potreste organizzare? Ci stiamo pensando, dobbiamo capire intanto cosa ci può dare il comune, perché se poi arrivano 300 tifosi ospiti, noi non sappiamo dove metterli. Parliamoci chiaro, c'è Steppaglia dietro alla tribunetta da 50 posti che c'è a Zia Elisa. Non è Beh, è anche una tribunetta non omologata sicuramente. Non omologata sicuramente, fatta così. Però questo campo c'è, questo ci danno, io ulteriori, al momento non ho ulteriori idee, aspetto che qualcuno si faccia sentire. Ma non deve partire anche da voi questa arrabbiatura nei confronti del comune? È già partita. È partita Già quindi, l'anno scorso, sì, tramite social, non da parte mia Sì, personalmente, certo. magari da parte di altre squadre o qualche dirigente nostro che qualche volta ha alzato un po' la voce sui social o via dicendo, ma come ripeto, adesso siamo la seconda squadra di Catania, quindi ci devono venire incontro. Assolutamente, credo che sarà necessario proprio per organizzare un settore giovanile e anche la quotidianità di una prima squadra che giustamente non fa più il campionato di promozione ma fa un campionato importante come quello dell'eccellenza. Che si deve allenare 4-5 volte. Certo, assolutamente, assolutamente. Ritornando a parlare sempre del campionato di eccellenza, dopo Akragas e Igea Virtus, potenzialmente una terza squadra siciliana potrebbe raggiungere questa fatidica Serie D. Potrebbe essere l'Enna o potrebbe essere addirittura il Siracusa. La partita di andata della finale playoff si è conclusa 1-1. Che pensiero ti viene in mente per l'incontro di ritorno? Perché a questo punto potenzialmente il Siracusa con un pareggio 1-1 si andrà ai tempi supplementari, ma se si pareggia 2-2 passa l'Enna. Se si pareggia 2-2 passa l'Enna.
Anche questa cosa io non l'ho ben capita, perché ormai si sta andando nell'evitare il gol fuori casa, e invece ancora però almeno per questa stagione sarà così. Almeno per questa stagione sarà così. Effettivamente si poteva già evitare anche da questa stagione, però vabbè. Io ho due amici in panchina, sono Pippo Strano e Gaspare Cacciola, quindi non mi schiero né da una parte né dall'altra. Devo dirti la verità, mi piacciono molto delle individualità che c'ha Lenna. Il Siracusa l'ho visto giocare, è una squadra concreta, Gaspare le fa giocare bene, ma anche me, il mister Strano. Beh, diciamolo pure, tutte e due squadre hanno una grandissima esperienza, giocatori di grandissima esperienza. Una parte di quelli dell'Enna hanno vinto pure, se non sbaglio, con la CR Messina qualche anno fa. Molti giocatori col Giarre anche. Molti giocatori del Siracusa sono abituati a vincere campionati, quindi sarà una bellissima partita da un punto di vista combattivo, magari non bellissima dal punto di vista dello spettacolo. Una cosa è certa, che a Siracusa si prevedono non meno di 4.000-5.000 spettatori, e per una partita di eccellenza, voglio dire, è veramente una cosa pazzesca. Bellissimo, bellissimo. Sarà un grande spettacolo. Hanno fame di calcio i siracusani. È vero, è vero. Guardiamoci adesso gli highlights e le interviste post partita proprio dopo il pareggio 1-1 tra Enna Calcio e Siracusa Calcio, partita giocatasi domenica. Domenica 11 giugno 2023 Enna torna ad essere l'ombelico del calcio siciliano, tutti gli occhi puntati sulle Generale Gaeta per l'andata della finale playoff nazionale di eccellenza. Tra la formazione gialloverde di mister Pippo Strano, squalificato in panchina, va Salvatore Bertuccio che affronterà il Siracusa di Gaspare Cacciola, una partita che rende orgoglioso tutto il movimento siciliano, due formazioni che si contendono un posto ancora ulteriore per la Sicilia in quarta serie. Più che un semplice match, sembra una parata di stelle, e questo doppio scontro siamo certi vivrà sul filo del rasoio per 180 minuti. Occhio da Agudiak nel frattempo, incredibile, Lenna in vantaggio e l'assist di Salvatore Di Carlo, un rinvio, perché anche qui Peppe Zappalà gli dice: ma cosa hai combinato? Dal rinvio del portiere Agudiak, che è un maestro di questo tipo di situazioni alle spalle della difesa, ha sorpreso la compagine siracusana. Siamo all'11°, Lenna sblocca il risultato, 1-0 Ivan Agudiak. Privitera. E appunto qui lo scarico per Manservigi, che però riesce soltanto a ciccarla, e poi Figarotta sballa la mira, poi Porcaro. Rimane in possesso il Siracusa, importante per la formazione di mister Gaspare Cacciola trovare il bandalo della matassa. Ancora Privitera per Arquin, è giusto il pallone, Arquin, calcio di punizione di Privitera, sfera che viene cercata sul palo più lontano. Una bellissima idea quella di servire Palermo, un destro, anche una ottima coordinazione, potente, leggermente impreciso. Sessa sulla seconda palla, Caronia prova a muoversi, Sessa invece alza la testa e vuole l'imbucata per Cocimano, il pallone arriva a Caronia, adesso sì Cocimano al cross, Agudiak gira sul primo palo da anticipare Porcaro, il pallone però finisce fuori. E siamo dunque alla pausa, fine primo tempo al Generale Gaeta di Enna, andata della finale playoff nazionale di eccellenza. Enna 1, Siracusa 0, il gol all'11° di Ivan Agudiak. Attenzione però al break dell'Enna a chiudere poi il discorso con Sessa, che vede liberissimo qui a sinistra Arcidiacono, elegantissimo il suo tentativo, attenzione, un tentativo di tiro cross che per poco non trova Ivan Agudiak sul secondo palo. Luca Savasta sul terreno di gioco, il cambio è quasi dichiarato, sarà Arquin a lasciargli posto nel tridente offensivo a disposizione di mister Gaspare Cacciola. Esce Angelo Caronia, dentro Davide Cariotto, quindi qualche problema fisico per Caronia. Seguiamo invece adesso il corner per Lenna con Arcidiacono, la mette forte sul secondo palo, attenzione, spera che viene rimessa dentro, c'è il fuorigioco segnalato. Figarotta, la zona del vertice dell'area di rigore, prova la sterzata, riesce a Figarotta, il cross interessante questo sul secondo palo, non ci può però arrivare nessuno. Ma guarda, le condizioni non perfette
intanto ti lascio. Occhio perché c'è un cross interessante, Di Carlo la tocca, il pallone rimane in aria per Ben Hirashi, il Siracusa pericoloso. Palmisano la mette da Babbei, ancora all'indietro Ben Hirashi, il cross arriva sul secondo palo, la conclusione e il gol che vale l'1-1, lo segna Luca Figarotta. L'abbiamo detto, se c'è un calciatore che oggi deve fare la differenza per il Siracusa è proprio lui. Alla fine ha messo la stappilata, quella che vale il pesantissimo pareggio, 1-1. Figarotta va a prendersi il tripudio dei propri 500 tifosi, è giusto così, è lui che deve decidere queste partite, è lui che può fare la differenza. Cianci, ma soprattutto a centrocampo sappiano gestire bene il pallone, palleggio. Occhio a Savassa che però trova lo spazio per il mancino e il brivido percorre sicuramente la schiena di Di Carlo. Derico ne scarta 2 Figarotta, sia lui che Alfieri. Ancora il 10 siracusano che adesso scucchiaia dentro per Savassa, miracolo di Di Carlo, ancora Savassa, ma è tutto fermo, posizione di fuorigioco. Qui al Generale Gaeta, andata della finale playoff nazionale di eccellenza, Enna 1 col gol di Ivan Agudiak, Siracusa 1 con il gol di Luca Figarotta. Tra 7 giorni il ritorno al De Simone. Devo dire che i nostri tifosi ci seguono già da 7 anni dall'inizio del nostro progetto, è stata una crescita continua, noi come società, loro come tifoseria, lo abbiamo sempre detto, una tifoseria molto corretta. Abbiamo visto alla fine della partita, nonostante il risultato non positivissimo al momento, la nostra tribuna applaudire la squadra avversaria, e questo è lo sport che noi promuoviamo, che cerchiamo di inculcare, diciamo, ai nostri ragazzi, e lo vediamo tutte le domeniche ed è una gioia vedere queste partite. Chi è stato oggi qui al Gaeta si è divertito, ha visto due belle squadre molto forti che hanno meritato la finale nazionale, e oggi è stata la festa del calcio. E come dice lei, anche le tifoserie hanno dimostrato di essere molto mature, e quindi se lo sport serve per promuovere un territorio, penso che quella di oggi è stata una di quelle cose che veramente ha promosso per essere una città accogliente. Allora, abbiamo detto che il pronostico a questo punto da parte tua è al di sopra delle parti, nel senso che non ci dai un pronostico, ma leggermente favorita sulla carta dovrebbe essere la squadra di Gaspare Cacciola. Sì. Sì, Leggermente. Leggermente. Vedremo come andrà a finire. Vai a vedere la partita? Sì, andrò. Anche perché tu sei un direttore sportivo, diciamolo pure, devi stare in mezzo anche a queste partite che contano, no? Magari pescando qualche giocatore interessante per la prossima stagione. Una cosa importante che ti volevo chiedere era anche a riguardo del beach soccer. Che rapporto c'hai col beach soccer? Tremendo. Tremenda. Non lo ritieni calcio? No, non è calcio, è un'altra cosa che in questi anni sta spopolando. Ma so che ti avevano coinvolto un paio di anni fa col Palazzolo, mi hai detto. Sì, mi ha fatto una chiamata un amico dicendomi: ma che ne pensi del beach soccer? Io gli ho risposto: quanti tempi sono. Addirittura, quindi sì, eri proprio messo male. Non ne ho assolutamente idea, un po' l'ho seguito un anno, un po' perché c'era un amico che faceva il direttore, che purtroppo non c'è più, e basta. L'amico in questione era l'amico Santopalma. Un beach soccer che comunque sta vivendo certamente un momento positivo. La squadra del beach soccer Catania di Bosco vince la Coppa Italia. È sempre un titolo nazionale che fa sempre piacere anche per tutto il movimento, credo, no? Assolutamente, è vero. Guardiamoci gli highlights. La vittoria contro il Pisa 3-1 ha permesso appunto alla squadra di Bosco di portare a casa l'ennesima Coppa Italia. La finale in assoluto più spettacolare e vincente della recente storia del beach soccer. Catania-Pisa trattiene il fiato anche a Vasto per l'ultimo atto della Coppa Italia On. Rossazzurri che timbrano la 13ª finale di Coppa Italia, la 29ª della storia rossazzurra. 10 giorni dopo Catania e Pisa si affrontano per il remake di una sfida che sa di rivincita per gli uomini guidati da Fabrizio Santos. Tribuna piena in ogni ordine di posto, passiamo al racconto del match che già si scalda dopo un giro di lancette con la conclusione di Catarino
parata da Casapieri. Rossazzurri tonici e sul pezzo, Padiglia tra il quarto ed il quinto calcia in porta e sa come rendersi pericoloso. E la traversa a dire di no al portiere brasiliano che ci riprova e sfiora ancora il 7. Al settimo, il 12 brasiliano si erge a protagonista, prima sul libero di Bruno Xavier, poi sulla conclusione volante di Stefano Marinai. Estremo difensore che è provvidenziale un minuto dopo ancora su Stefano Marinai. È una fase di gioco in cui il Pisa si fa preferire al nono, Di Palma prende il palo, gol sbagliato, gol subito, dura legge del gol implacabile che porta la firma di Marcello Perciamontani, abile in un fazzoletto a girarsi e a battere Casapieri. Primo tempo che si chiude con il vantaggio di misura dei rossazzurri grazie al primo gol stagionale del numero 11, ex San Benedettese. Secondo tempo che si accende dopo appena 4 secondi col diagonale di San Filippo uscito di un granello di sabbia dall'angolino. Al sesto, break del Pisa, Catania in inferiorità numerica in mezzo al campo, Jordan serve Bruno Xavier che deve però fare i conti con l'ottimo Rafael Padiglia. Al giro di boa del secondo tempo la partita prende un forte indirizzo. Azione di disturbo di Rafael Farigna su Bruno Xavier, Be Martins uccella Casapieri fuori dalla porta e il gol del 2-0 che consolida le certezze rossazzurre. Terzo ed ultimo tempo che inizia con un Catania offensivo. Dopo 10 secondi l'acrobazia di Zurro si spegne al lato. Risposta pisana affidata al tiro di Stefano Marinai che sradica la sfera a Be Martins ma calcia alto. Partita imprevedibile, spumeggiante da un attacco all'altra. Assist di Be Martins per Giordani su cui si immola Casapieri. Spinge il Pisa che colleziona palle e gol. Al secondo Padiglia vola alla sua destra sul destro di Casapieri, troppo libero di calciare. Al terzo salvataggio decisivo di Catarino sulla linea. Al quarto la rete di Bruno Xavier contestata dai rossazzurri riapre definitivamente i giochi. Vantaggio dimezzato, ma Catania che ha l'opportunità di riportare a 2 le lunghezze di vantaggio. Mani di Bruno Xavier, si incarica Be Martins che si vede neutralizzare il pallone da Casapieri. Il Catania non ha il killer instinct, ci crede il Pisa con il libero di Bruno Xavier, su cui Padiglia è monumentale. Al quinto Be Martins apparecchia per Catarino che calcia al lato, una palla fragorosa per il 3-1. Catania che si difende con grande sacrificio ma che non disdegna l'attacco. Al settimo Be Martins si mette in proprio, Casapieri vola alla sua destra. Nel finale il Pisa mette le tende, Casapieri calcia, Padiglia c'è. Il brivido più grande è sull'incornata di Ortolini che si spegne alta ad un soffio destinata all'incrocio dei pali. Siamo all'ultimo minuto, Pisa riversato tutto in avanti, Catania che può fare male con Be Martins, Casapieri salva l'impossibile ma deve capitolare a pochi secondi dalla fine quando Giordani a porta praticamente sguarnita infila il 3-1 che vale vittoria e Coppa Italia. La sesta in bacheca, il 14° trofeo della storia rossazzurra che meritatamente festeggia ancora in terra abruzzese una vittoria dal sapore speciale. Ci affidiamo alle immagini della proclamazione, la coccarda tricolore del Catania, il suo primo stagionale dedicato alla memoria di Santo Palma. È felice il Catania, è in estasi, vince la Coppa Italia, finisce così il secondo grande atto nella stagione di beach soccer. 9 giorni dopo si è capovolto il mondo, vince e sorride il Catania. Non eravamo pronti in Supercoppa, abbiamo lavorato, voglio ringraziare lo staff perché è fatto da professionisti eccellenti ma soprattutto da grandi uomini. Voglio ringraziare anche la squadra perché con umiltà e grande sacrificio ci siamo messi tutti al lavoro, ci siamo stretti dopo la sconfitta della Supercoppa e abbiamo cercato di riconquistare quel gap che ci distanziava dal Pisa. Questa è una squadra operaia dove abbiamo fatto tanto lavoro. Abbiamo ogni passettino conquistato, ogni conquista che abbiamo fatto è col sudore che lo staff e i giocatori hanno dato. Considerate che la scorsa settimana eravamo a San Benedetto, ora dobbiamo viaggiare, ritornare, veramente gli allenamenti sono stati davvero pochi, però abbiamo fatto un discreto lavoro e ancora comunque c'è tanta strada da fare perché abbiamo ancora il campionato che inizierà a luglio. Credetemi, io ci credevo. Dopo la sconfitta col Pisa ho detto noi vinciamo la Coppa Italia perché ne ero convinto, perché questi ragazzi li guardo ogni giorno, li vedo ogni giorno e si impegnano da morire. L'amarezza era tanta ma sapevamo che lottavamo per un altro trofeo e sapevamo pure che arrivavamo a questo appuntamento con 4 partite in più che fanno tantissimo e hanno fatto tantissimo.
Ora sì è il momento giusto di parlare di staff tecnico nostro. Catania è una squadra grande, è una squadra che lavora così. Siamo tutti professionisti. Professor Rodrigo, dottore Claudio, professor Igor, preparatore di portieri, fisioterapista, preparatore atletico. Siamo grandi, Catania è grande. Allora, abbiamo detto che a te il beach soccer più di tanto non ti piace, forse magari ogni tanto qualche partita la si può pure vedere, ma ti fermi lì, Sì, giusto? sì, no, basta, mi fermo E lì. basta. Ma tu sei un allenatore di calcio prestato al ruolo di direttore sportivo oppure ti senti direttore sportivo con l'esperienza di un allenatore di calcio? La seconda. La seconda. Mi sento un direttore sportivo innanzitutto. E per quanto riguarda l'allenatore ci sono a volte delle Tra l'altro hai scelte. avuto un'esperienza bellissima col Pescara, voglio Ci dire. sono a volte delle scelte che devi fare a prescindere da quello che sia il ruolo. Se tu un giorno vuoi diventare un grande imprenditore, comunque devi partire da un piccolo negozietto. Giusto, giusto. Quindi bisogna cercare di prendere tutto il possibile da grandi professionisti. Quando ho vinto il campionato, che ero in panchina, Sì, quindi mi hai premiato tu se non sbaglio, sì, un eri ai penalty un awards. 5-6 anni fa, come regalo, promozione, sono fatto regalare il corso di collaboratore alla gestione sportiva. Quindi vuol dire che quello No, ero già deciso. era Però- il tuo percorso, però la tua voglia. unendo le due cose, sono riuscito a capire meglio quello che vuole un allenatore e quello che vuole un direttore Giusto, sportivo. giusto. Quindi la giusta sinergia che c'è tra le due cose. Forse a te il campo un po' ti manca, oppure lo vivi lo stesso anche da No, direttore lo vivo sportivo? lo vivo lo stesso, sì. Perché sei presente agli Sì, allenamenti. magari sono in jeans e camicia e non in tuta, però sono Anche perché sempre ad presente. un allenatore togli il campo, togli tutto, no? Voglio dire, Ma sotto poi questo punto di vista. l'anno scorso con Alessandro Di Maria abbiamo fatto un'annata insieme strepitosa, ma confrontandoci notte e giorno su tutto. Questo è fare il direttore sportivo. Parlavate lo stesso linguaggio, Lo stesso probabilmente. linguaggio. Questo è Se si fondamentale. arriva alla vittoria vuol dire questo. Come parlo lo stesso linguaggio con Vittorio. Perfetto. E lo stesso linguaggio che parli anche con papà Franco Proto? No, quello è un po' diverso. In che senso? In che senso? Raccontacelo questa cosa. No, papà mi lascia molto fare. Beh, giusto che sia così, voglio dire. 2 campionati li ho fatto Voglio vincere in dire. 4 anni. Non può dire, ma cosa stai Ma facendo? cosa stai facendo? Quindi sono lasciato libero di fare alcune scelte. Poi lui naturalmente da un punto di vista manageriale mi può dare qualche consiglio. Beh, maestro per tutti, Ben lo possiamo accetto. dire. Questa sua voglia di ritornare a fare anche un calcio più presente, come mai da parte di papà Franco? Questa è una domanda che devi fare a lui. Lo so, lo Io mi immaginavo. sono fatto un'idea. Sì, Mi sono fatto ecco la un'idea. tua. Perché la mia idea, io, se tu vieni a vedere qualche partita in promozione dell'anno scorso, lo trovi che grida, che urla, che è un altro Franco Proto. Quando invece era vicepresidente di Lega in Serie C. Era un'altra persona. Era presidente con uno stadio con 20.000 persone, lì con la cravatta, nessuno lo sentiva. Adesso gli è diventato passionale, gli piacciono questi campionati, lo fanno impazzire, questi campionati giovanili. Quindi te lo sei ritrovato con l'esperienza giusta in un contesto dilettantistico che necessita queste figure. È anche presidente del Troina, se non sbaglio, Sì. ad onore. Sì, forse, sì, comunque è gli fa vero, lo della sponsor. storica società del Troina, è Del vero. Troina, quindi lui ormai si diverte in questi campi, conoscendo le persone proprio dal vivo, stringendo la mano a tutti. Si è creato un bel gruppo anche a livello di famiglia quest'anno. Ma questa voglia di ritornare a fare calcio lo fa perché magari spera che il figlio Damiano, il progetto Atletico 94, vada veramente avanti? Che possa raggiungere anche degli obiettivi importanti? Sì. Quindi Sì, nasce anche da assolutamente questa sì. esigenza sua mentale? No, è nato da non un'esigenza, dalla voglia mia e di Giancarlo Napoli. Sì. Che siamo due amici, quindi abbiamo deciso di fare un Atletico Catania
1994, se nessuno si può lamentare. Ecco, sì, anche poi su questa cosa volevo farti qualche domanda, perché così magari chiariamo molti punti, perché l'Atletico 94 è una società a sé stante, distaccata dall'Atletico Catania storico. Dico bene, non mi voglio sbagliare? No, storico no, perché loro sono comunque nel titolo del Battiati, il titolo storico non c'è più. Addirittura? Sì. Ho capito, ecco, hai visto, questa era un'informazione che io sulla carta non dico che sconoscevo, ma mi ero anche un po' confuso, perché l'identità di una società spesso e volentieri passa magari solo dai ormai ricordi. con queste matricole si fa un po' di confusione. Sì, è vero, è vero. Quindi sì, quello comunque è l'Atletico Catania, noi siamo l'Atletico 94. Nato nel 94. Nato nel 94 perché mio padre è dal 94 che c'è. E io posso confermarlo, perché vinsi il campionato allievo proprio con l'etichetta Atletico 94. Quindi sotto questo punto di vista non stiamo togliendo nulla a nessuno. No. Il vostro percorso... Volevo aggiungere altre due persone, perché è certo, doveroso, che fanno parte del nostro entourage anche economico, che sono Cirino Fichera e Lorenzo Zaffora. Ah, bene. Quindi gente nuova per un progetto che... Ciro c'era pure l'anno scorso, Lorenzo è stato presidente dalla metà dell'anno scorso, però adesso è gente che sta investendo pure su questa nuova squadra. Quindi possiamo confermarlo a tutti i tifosi dell'Atletico 94 che questo progetto di Damiano Proto, di Franco Proto, è un progetto ben chiaro, con una linea ben precisa e con l'obiettivo di andare avanti più alti possibili. Lo possiamo confermare? Assolutamente. Questa definizione ci permette di... Senza tagliarci le vene. Bene, beh, ci mancherebbe, se no si rischia poi dopo di farsi male. Invece la politica dei piccoli passi, in questo caso l'Atletico 94 i piccoli passi li ha fatti, no? Perché è partito dal campionato di promozione. Quindi, no, noi siamo partiti, guarda. Non siete partiti dalla promozione? Noi abbiamo preso un titolo del Mascalucia in prima categoria. In prima categoria, sì, Durante il Covid siamo stati ripescati. E avete fatto il campionato di promozione. Abbiamo fatto il campionato di promozione il primo anno, quando io poi ero a Pescara, siamo arrivati quarti e l'anno scorso l'abbiamo vinto. Benissimo, quindi abbiamo chiarito anche il quadro completo sulla matricola dell'Atletico 94, così nessuno può obiettare. Per chiudere, si prepara l'evento dei Penalty Awards, avete due ragazzi tra l'altro in nomination, il bomber Mongelli e il difensore D'Arrigo, quindi una bella soddisfazione, perché è la conferma che quello che è stato fatto quest'anno è stato fatto veramente bene, no? Perché siete arrivati ai playoff, li avete vinti meritatamente, avete perso comunque contro l'FCM 2011 Mister Bianco, che tu stesso hai detto era una squadra già pronta per vincere il campionato. Probabilmente voi ve ne siete accorti sempre di più ad inizio stagione che avevate veramente un bel team. Sì, perché noi venivamo da due squadre che erano un gruppo Realaci e un gruppo Atletico dell'anno prima, dove li abbiamo uniti e poi abbiamo messo qualche ciliegina sulla torta come Peppe D'Arrigo, magari, per citarne uno che hai citato tu. E siamo andati a puntellare quegli altri due, tre. E avete fatto sì che appunto poi la squadra fatto sì, però andasse. È normale che siamo partiti un po' come un diesel, quindi però poi alla fine ha detto bene, le vittorie sono arrivati i punti che vi hanno permesso di avere una bella posizione nella classifica dei playoff e poi vincere poi la finalissima. E una finalissima è bella se la vinci, se la perdi poi è proprio bruttissima sotto questo punto di vista. Meno male che avete vinto. Bene Damiano, io ti ringrazio per la tua presenza qui all'interno di Penalty, ultima puntata di questa stagione, ci vedremo giorno 20 perché insomma verrai a vedere come andrà a finire per i tuoi due tesserati. A proposito, sono due tesserati che rimarranno all'Atletico la prossima stagione? Uno sì, uno forse. Ok, non lo vogliamo sapere chi, diciamo che c'è incertezza, però può darsi che qualche conferma possa arrivare. In bocca al lupo per il progetto 2023-2024. Crepi. Grazie e un saluto, un abbraccio forte a papà Franco Proto. Ringraziamo Damiano Proto, direttore sportivo dell'Atletico 94, ospite di questa ultima puntata della stagione di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Puntata che comunque si conclude con la visione delle clip riguardanti le nomination della 10ª edizione dei Penalty Awards, che saranno di scena giorno 20 giugno al Teatro Garibaldi di Enna alle ore 16 con ingresso gratuito. Noi concludiamo qui la nostra puntata, grazie per essere stati con noi, vi aspetto giorno
giorno 20 ad Enna e poi naturalmente pronti per la nuova stagione. Penalty Awards 2023, l'evento più importante del calcio dilettantistico, giunge alla sua 10ª edizione. Ancora una volta la passerella del meglio del calcio siciliano nella manifestazione più attesa. Alla presenza di tecnici, atleti, dirigenti, addetti ai lavori, personaggi del mondo dello sport, del giornalismo, della cultura e dello spettacolo, vi aspettiamo con ingresso gratuito martedì 20 giugno alle ore 16 presso il Teatro Garibaldi di Enna. Penalty Awards 2023, 10ª edizione. La storia siamo noi. In onda su 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, dal 26 al 28 giugno alle ore 13. Conduce Ettore Tortorici. Produzione esclusiva Play Village.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Nella splendida location del Teatro Garibaldi di Enna vi aspetto giorno 20 giugno a partire dalle ore 16 con ingresso gratuito per la meravigliosa passerella del calcio dilettantistico siciliano, i Penalty Awards, da non perdere, qui ad Enna, Teatro Garibaldi, giorno 20 giugno alle ore 16. La storia siamo noi.